E allora l'offerta abitativa deve rispondere anche evidentemente alla popolazione e alla popolazione che cambia, con le caratteristiche demografiche che in ogni territorio sono diverse. Una prospettiva su quali saranno le prossime appunto, la demografia in Italia, ma in particolare in Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo con il professor Alessio Fornasin, che è docente di statistica all'Università di Udine e che spesso, vero professore, viene chiamato proprio a dare delle proiezioni su quelle che saranno le nuove società e comunque il rapporto anche tra anziani e giovani nei nostri territori, in particolare in Friuli Venezia Giulia. Ovviamente se non succedono degli imprevisti come abbiamo visto 2 anni fa. Bene, grazie e buongiorno a tutti. Il mio compito è proprio quello di gettare uno sguardo, insomma, nel futuro sia dell'Italia sia in particolare della nostra regione con riferimento, insomma, alla popolazione ma anche alle famiglie. Perché questa scelta? Certamente, come si può immaginare, la domanda e l'offerta di abitazioni dipendono dalla demografia, dallo sviluppo della popolazione, dallo sviluppo delle famiglie e quindi ci sono degli aspetti demografici più rilevanti magari rispetto ad altri. Ne ho elencati 3, non sono gli unici, no? Quindi abbiamo innanzitutto il numero di abitanti, quindi quanti abitanti ci sono e dove, come sono distribuiti. Oggi, tra un anno, tra 10 anni, farò un tentativo, arriverò fino a 25 anni nel futuro. Poi le famiglie, anche le famiglie quante sono, dove sono distribuite. Distribuzione della popolazione delle famiglie non necessariamente coincidono, perché le dimensioni delle famiglie possono essere diverse nei diversi contesti, anzi solitamente sono più piccole in ambito urbano e sono più grandi nelle campagne. Abbiamo poi la mobilità. Come si sviluppa la mobilità nel tempo? Questo è un tema estremamente difficile che io, essendo così difficile, non tratterò in questo caso, ma dobbiamo tenerlo presente, perché nei prossimi anni, nel prossimo futuro, la popolazione potrà redistribuirsi sul territorio, distribuirsi sul territorio in maniera diversa rispetto a quanto sia oggi. Ci sono altri aspetti rilevanti. Prima è stata nominata l'ampiezza della famiglia. No? È evidente che la domanda di abitazioni dipende anche da quanto è grande una famiglia. Se ci sono famiglie costituite da 2 persone, da 3 persone. Io aggiungerei anche l'età dei componenti della famiglia. All'aumentare, ad esempio, dell'età al parto, e io sono un demografo, utilizzo e parlo di temi demografici e di concetti demografici, la distanza di età tra i genitori e i figli aumenta, no? Quindi avremo dei genitori anziani rispetto al passato, che vivono con figli giovani, insomma, molto più giovani di quanto era la differenza di età che poteva passare tra me e i miei genitori. Bene. Devo anche dirvi cosa sono le previsioni demografiche, perché le previsioni demografiche vengono fatte utilizzando oramai una metodologia consolidata, quindi una tecnica consolidata, ma non si basano sulla lettura dei fondi di caffè, per dire, no? Si basano su dei dati, dati che devono essere interpretati e letti una volta che, utilizzando delle opportune tecniche, sono stati sviluppati nel tempo. E questi dati e queste previsioni, scusate, disegnano il futuro che si ritiene più probabile. Questa è la previsione. Dopo ci sono anche altre possibilità. Le tecniche sono le stesse. Possiamo disegnare degli scenari futuri, scenari in cui diciamo proviamo a vedere come si svilupperà la popolazione se ad esempio non ci saranno più migrazioni. No? Se la popolazione si ferma, nessuno emigra e nessuno immigra in un determinato territorio. Possiamo fare anche delle proiezioni, questa è la cosa più facile. Abbiamo una tecnica consolidata per fare le previsioni, prendiamo gli ultimi dati che abbiamo sulla popolazione, sui comportamenti demografici e li proiettiamo nel futuro, vediamo cosa succede. Quello che farò io qui è azzardare una previsione.
Quanto sono affidabili le previsioni? Questo è necessario? Beh, naturalmente, se noi guardiamo nel futuro, ci sono sempre dei margini di incertezza. Nelle previsioni demografiche, diciamo, le previsioni demografiche, come dire, sono favorite rispetto ad altri tipi di previsione dall'inerzia dei fenomeni demografici. Se noi non sapremo tra 4 anni chi vincerà le elezioni negli Stati Uniti d'America, cosa che mi pare molto difficile da poter come dire, prevedere oggi, sapremo abbastanza bene quanti saranno gli abitanti di Udine, della regione Friuli Venezia Giulia, dell'Italia, anche del pianeta. Perché? Perché appunto c'è un'inerzia dei fenomeni demografici. Che cosa significa questo? Che nel tempo i comportamenti demografici cambiano lentamente, con le dovute eccezioni, ahimè. Quindi abbiamo la mortalità. Per più di un secolo la mortalità in Italia è sempre diminuita, tranne, sappiamo, l'anno scorso, in maniera più drammatica, insomma in maniera anche abbastanza drammatica. La fecondità, anche la fecondità, quindi sostanzialmente quanti figli mettono al mondo le donne, anche questo numero di figli per donna cambia molto lentamente nel tempo. Abbiamo sempre molte incertezze sulla migratorietà, naturalmente. Su cosa si basano quindi le previsioni? Individuiamo sostanzialmente 3 regole, 3 leggi. La prima è una legge di mortalità e si costruisce attraverso una tavola di mortalità. La tavola di mortalità ci spiega essenzialmente come si distribuiscono i decessi per l'età delle persone. Come facciamo a saperlo? Questo lo sappiamo sulla base della storia, su quello che è successo negli anni più recenti, come si è evoluta la mortalità nei passati 3, 5, 10 anni. E sulla base di questi elementi possiamo immaginare come si evolverà in futuro. Abbiamo una legge di fecondità. Cos'è una legge di fecondità? La distribuzione dei figli secondo l'età della madre. Come facciamo a saperlo? Abbiamo le statistiche su questo, no? Le statistiche raccolte negli anni passati, 3, 5, 10 anni, prima di questo. Abbiamo una legge di migratorietà, cosa ribadisco sembra assai complicata, che ci permette però di capire non solo, cosa più difficile, quanti sono gli emigrati in un determinato territorio nel passato, ma anche, e questo è un po' più facile, come si distribuiscono nelle diverse classi di età. Una volta che abbiamo raccolto queste informazioni, che abbiamo deciso su quali regole basarci, dobbiamo immaginare, questa è la cosa più difficile delle previsioni, come queste leggi si evolveranno nel futuro. Cioè nel futuro si vivrà di più rispetto ad oggi, nel futuro le donne faranno più figli rispetto ad oggi o ne faranno ancora di meno. Ma diciamo il vantaggio nel dover fare questa previsione è che non si può sbagliare di tanto, nel senso che la fecondità cambia lentamente, la mortalità cambia lentamente, la sopravvivenza per meglio dire cambia lentamente e dobbiamo sperare che a parte qualche, ahimè, interruzione, la mortalità o la sopravvivenza riprenda la sua crescita nel prossimo futuro. Bene, una volta detto questo vi spiego cosa ho fatto e quindi cosa si fa per fare le previsioni? Si parte da una popolazione, in genere si prende il dato più recente che abbiamo a disposizione è dato dalla popolazione residente in Italia, nel Friuli Venezia Giulia, il 1 gennaio 2021. Questa popolazione è distribuita secondo il genere, maschi e femmine, è distribuita secondo l'età, quindi da 0 anni fino a 100 erotti anni. Abbiamo poi la prima legge, no? Una speranza di vita alla nascita. Allora diciamo oggi in Italia la speranza di vita alla nascita grosso modo è di 80 anni circa per i maschi, cioè quindi un bambino che nasce oggi può sperare di vivere fino ad 80 anni, mentre per le donne il vantaggio è piuttosto considerevole perché la speranza di vita è di 84 anni e oltre. C'è stato un rallentamento, anzi una diminuzione della speranza di vita proprio nel corso del 2020. Comunque nelle previsioni che ho fatto io ho stimato una crescita della speranza di vita piuttosto consistente di alcuni anni fino al 2046.
ho lasciato la fecondità invariata nel tempo, cioè questo significa non prevedo né una diminuzione né un aumento significativi. Saldo migratorio medio, come si fa di solito in questi casi, ho preso una media, no? Quindi della differenza tra immigrazioni ed emigrazioni negli ultimi anni. Bene, allora adesso, dopo tutta questa premessa, arriviamo alla prima previsione che vi presento, è relativa, non so se si vede, beh, insomma si vedono delle linee colorate, mi spiego. Questa è la popolazione italiana dal 1961 al 2046. La linea nera rappresenta lo sviluppo, l'evoluzione della popolazione italiana fino al 1 gennaio 2021. Ci sono 3 linee. La linea verde sono le previsioni Istat, scenario mediano. L'Istat propone una serie di previsioni demografiche che prendono in considerazione diversi parametri, diverse possibilità. Quindi degli scenari, tra virgolette, chiamiamoli così, ottimistici, anche se parlare di demografia non bisogna, secondo me, nemmeno utilizzarli questi termini, perché presuppongono un approccio, per così dire, etico, mi scuso col filosofo presente alla questione, cosa che io non intendo fare. Quindi degli scenari comunque che vedono questi parametri, no, in rialzo, maggiore fecondità, maggiore sopravvivenza, e degli altri scenari che invece li vedono al ribasso. Quello che ho scelto per presentarvi qui è quello mediano, cioè quello ritenuto più probabile dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il mio è quello più pessimistico, ma del resto sono partito da una sopravvivenza piuttosto bassa, quella del 2020, e ho considerato una fecondità bassa. In genere nelle previsioni fatte dall'Istituto Nazionale di Statistica la fecondità è sempre stata vista in rialzo nello scenario mediano. Bisogna anche dire però che nelle previsioni del passato questi scenari, chiamiamoli ottimistici, ma comunque per meglio dire al rialzo, si sono sempre rivelati, appunto, come dire, si sono dovuti correggere a ribasso, sempre. Forse notate che la linea verde, quella delle previsioni Istat, parte addirittura al di sopra del dato di popolazione vero, diciamo così, proposto dalla linea nera. Beh, qui è una questione tecnica, nel senso che le previsioni Istat partono dal 1 gennaio 2018. E i dati utilizzati sono quelli dell'anagrafe, cioè quindi tutti i dati delle anagrafi comunali raccolti e concentrati, no, presso l'Istat. Nel 2018, in ottobre, è stato fatto il primo censimento, quello che oggi si chiama censimento permanente della popolazione, che ha rivisto la popolazione e ha determinato che in realtà la popolazione italiana era un po' più bassa rispetto a quello che era stato calcolato, diciamo, per il 1 gennaio 2018. Quindi le previsioni Istat già partono con 500.000 di abitanti in più. Allora, questo vi dico non per criticare l'Istat o per dirvi che io sono più bravo dell'Istat, ma semplicemente per dire che la scienza, diciamo così, delle previsioni, come dire, è per sua natura incerta, no? E quindi questo serve anche a giustificare me se sbaglierò, cosa che è quasi pressoché sicura. La linea rossa invece è la previsione, quella fatta con i parametri che vi ho detto. E, come dire, c'è un tratto in comune tra le due previsioni, che la popolazione è destinata a scendere, anzi sicuramente scenderà di più, quasi sicuramente, ecco, un po' di cautela, scenderà di più rispetto alla velocità di discesa prevista dall'Istat. Perché? Perché abbiamo avuto una considerevole diminuzione della popolazione negli ultimi anni, non ultimo naturalmente il caso del Covid. C'è una linea grigia, non so se si vede, tratteggiata grigia. Beh, questa sarebbe l'ipotesi di sviluppo della popolazione italiana che nel 2046, come dovrebbe comportarsi per raggiungere nel 2046 il numero di abitanti previsto dall'Istat, scenario mediano. Come ho fatto ad alzare questa linea? Beh, ho aggiunto carburante sul lato della fecondità, cioè ho aumentato il numero medio di figli per donna nel prossimo futuro. Beh, per far fare alla popolazione, e agendo solo su questa leva, per far fare questo percorso alla popolazione italiana, il numero medio di figli per donna dovrebbe passare dal circa 1,3, o se preferite 1.300 figli ogni 1.000 donne, a
circa 2000 figli per 1000 donne, cosa che nel nostro paese non si vede da circa 100 anni. Scenario Friuli Venezia Giulia. Ho scritto Italia, scusatemi, ho sbagliato il lucido, ma questa è la previsione per il Friuli Venezia Giulia. La popolazione regionale ha oscillato per tantissimi anni attorno al valore di 1.200.000 persone. Ha imboccato negli ultimi anni un percorso di discesa e qui delineo, no, i comportamenti, le 3 previsioni esattamente allo stesso modo con cui ho presentato le previsioni per l'Italia. Anche in questo caso abbiamo nella previsione, diciamo così, Fornasi, abbiamo una sensibile diminuzione della popolazione più forte rispetto a quella ipotizzata dall'Istat. Ma bisogna anche dire che negli ultimi anni la popolazione è discesa in maniera molto più veloce rispetto a quello che chiunque avrebbe potuto prevedere. Questa sarebbe la struttura della popolazione come è oggi, quindi vedete abbiamo maschi in azzurro, femmine in rosa, le fasce orizzontali rappresentano il numero di abitanti nelle diverse classi di età, e più ci alziamo, diciamo, dalla base di questi grafici, andiamo verso l'alto, vuol dire che l'età delle persone aumenta. Oggi il nucleo forte della popolazione regionale è quello delle persone, direi dei giovani, perché anch'io faccio parte di questo gruppo, nati all'inizio degli anni 60. Tra 25 anni, saranno sempre queste generazioni ad essere le più numerose nella popolazione regionale, però saranno molto più anziani, no? Avremo tutti 25 anni di più e il numero di giovani diminuirà sensibilmente, come si può vedere da questo grafico, cioè rispetto ad oggi il numero di bambini di 5 anni, di bambini di 10 anni, di giovani di 20 anni sarà molto inferiore rispetto al presente. E questo naturalmente ha importanza, come riprendo quanto già è stato detto, anche ha importanza per pensare alle abitazioni del futuro che dovranno servire sempre di più ad una popolazione più anziana. Un'ultima cosa dico sulle famiglie, mi avvio alla fine. Già vi dicevo che il numero medio di componenti per famiglia può dipendere dal luogo, insomma dal territorio su cui stiamo ragionando, e che questo numero medio di componenti è più piccolo nelle città piuttosto che al di fuori dei centri urbani, e che storicamente questo numero medio è andato scendendo. Io vi chiedo scusa, vi propongo dei dati, perché fino ad adesso ho parlato di Friuli Venezia Giulia, di Italia, adesso vi parlo di Udine, città e provincia di Udine, perché io i dati sulla famiglia, l'Istat non li pubblica più da un paio d'anni, da quando c'è il censimento permanente della popolazione. I dati che propone sono solo a livello nazionale, i più recenti, e come se non bastasse, negli ultimi 4 giorni la parte del sito Istat dove si trovano le informazioni sulla famiglia è in fase di manutenzione, e quindi io ho tirato fuori dei dati che avevo utilizzato in altra circostanza. Comunque, insomma, ecco, più che altro per definire quello che potrà succedere in futuro, no? Più che essere precisi, ma per dare una tendenza. Se la tendenza è questa, io propongo 2 scenari possibili, no? Quindi un numero di famiglie, linea blu, dove il numero di componenti è basso e quindi le famiglie saranno più numerose in relazione alla popolazione della previsione che vi ho presentato prima, e un numero di famiglie, diciamo, invece costituito da un numero maggiore di componenti, che quindi porterà al ribasso, cioè ci saranno meno famiglie perché sono famiglie più numerose. Vedete, entrambe queste curve sono a ribasso. Però, e qui ecco le conclusioni, sappiamo e possiamo ragionevolmente prevedere che la popolazione del Friuli Venezia Giulia e anche dell'Italia diminuirà nel prossimo futuro, io immagino sempre nei prossimi 25 anni. Ragionevolmente possiamo prevedere che le dimensioni della famiglia diminuiranno, ma insomma possiamo anche dire che si stabilizzino, perché già si stanno stabilizzando. Negli ultimi anni abbiamo avuto un rallentamento nella diminuzione del numero
medio di componenti. In ogni caso la diminuzione della popolazione è più rapida della diminuzione del numero di famiglie e questo comporterà come risultato una diminuzione anche del numero di famiglie. Bene, detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione. Quindi, sintetizzando proprio in maniera forte il suo intervento, visto che parliamo di edilizia, di casa e di residenza, il tema, no? Una volta la politica per la casa per le giovani coppie, va bene, non solo, ma una politica per la casa per gli anziani che magari devono condividerla con qualcun altro che presta in alcuni casi assistenza, eccetera. Quindi bisogna un attimo anche tenere presente queste che saranno da qui a 25 anni le nuove esigenze di una popolazione. Certamente, che quando i figli, cosa che peraltro fanno sempre più tardi, spero non nel mio caso, no, ma quando i figli lasciano la casa dei genitori, lasceranno dei genitori sempre molto più anziani rispetto al passato. No, certo, però è difficile, fortunatamente questa cosa non spetta a me, è difficile pensare a una casa che improvvisamente, no, che è dedicata a due persone o una di 60 anni e una o due persone di 30 anni, improvvisamente si possa adattare solo alle persone di 60 e 70 anni. Insomma, questa è certo una sfida che, ripeto, fortunatamente non tocca a me affrontare. Grazie professore. A voi e a tutti.